lei in questi giorni è ad Agrigento per delle iniziative con la Lega Navale di Agrigento. Ecco, ci spiega esattamente cosa fa. Allora, io sono partita dal 1° ottobre dall'isola d'Elba con la mia piccola barca a vela e sto facendo il Giro d'Italia con la barca a vela, fermandovi nelle sedi della Lega Navale, dove con il patrocinio anche della Presidenza nazionale organizziamo degli incontri con i ragazzi delle scuole o anche con i soci della Lega Navale o il pubblico dei paesi in cui mi fermo, incontri in cui io racconto quello che la meccanica quantistica ci riserva per i prossimi decenni, scusate, e in particolar modo per le tecnologie quantistiche. E che tipo di risposta sta avendo? Perché la materia è abbastanza complessa. Certo, allora premetto che questa è un'attività che io svolgevo già e ho svolto per molti anni anche in Toscana, nelle scuole toscane, quindi come dire un po' il polso della situazione lo avevo e lo abbiamo anche con i miei colleghi. La risposta è molto buona, i ragazzi sono molto incuriositi perché ormai il termine quantum è un termine che troviamo dappertutto e quindi loro hanno anche bisogno di sapere di cosa si tratta, e anche le persone che non, diciamo i non studenti, i soci della Lega Navale o altre persone sono in genere molto incuriositi. Le tecnologie quantistiche cambieranno molti aspetti della nostra vita quotidiana, quindi è anche importante sapere a cosa stiamo andando incontro. Ecco, quali sono le istanze che arrivano dai ragazzi in particolare? Allora, molti ci chiedono delle informazioni di orientamento, perché spesso le lezioni le faccio con ragazzi di quarta o quinta liceo, delle superiori, insomma, e quindi vogliono un po' capire in quali facoltà possono trovare degli sbocchi in questo senso. Però in realtà sono anche molto curiosi rispetto proprio alla rivoluzione scientifica e spesso fanno anche domande sul viaggio, ovviamente, perché diciamo quello che io cerco di veicolare è proprio l'analogia fra il viaggio nel senso diciamo dell'Odissea, quindi il viaggio per mare, il viaggio geografico e il viaggio scientifico, che hanno molte cose in comune proprio riguardo alla scoperta e all'andare oltre i propri confini, ecco.